Oliveres. Thanks, President. Una politica commerciale basata su un approccio puramente mercantilista al libero scambio è incompatibile con l'autonomia strategica dell'Unione. Quindi dobbiamo pensare alla nostra politica commerciale con una prospettiva geopolitica. Ci sono due modi per affrontare questa sfida. Recuperare logiche protezionistiche che come Unione non possiamo permetterci di sostenere, oppure distribuire le nostre dipendenze in modo equilibrato tra partner affidabili con l'obiettivo di rispondere alle nostre mete strategiche come ad esempio contrastare l'influenza di avversari geopolitici come la Russia e la Cina, accelerare la transizione verde, la lotta contro la povertà del sud globale o promuovere i nostri valori come il multilateralismo e il rispetto dei diritti umani. Per raggiungere questo obiettivo ci sono diversi accordi commerciali che devono essere accelerati. L'esempio più chiaro è l'accordo Unione Europea-Mercosur, ancora in attesa di ratifica. Approfondire i legami con i paesi del Mercosur permette una relazione transatlantica più equilibrata. Un rapporto triangolare tra l'Europa, l'America Latina e gli Stati Uniti ci permetterà di mantenere solidi legami con questi ultimi senza dipendere eccessivamente da loro. È giunto il momento della ratifica dell'accordo commerciale col Mercosur. Grazie. Thanks.